Eder, Mech, Pallister. Mi ricordo che avevo trovato la luce accesa in corridoio. Ho detto, ma strano, ho detto, ora dimenticata, che ne so, una cosa che non era mai successo. Per me è solo una dimenticanza. Certamente a distanza di mesi, di tempo, di tutto quello che è successo, tutto così, ho pensato parecchie volte, ho detto, ma come mai questa luce è rimasta accesa? Quella mattina a che ora si era svegliata Liliana? Ma verso le 6, così, so che aveva messo su la lavatrice e la metteva di notte e poi metteva a asciugare subito. Lei diceva che costa molto di meno la corrente di notte e allora lo faceva sempre. Anche a me capita saltuariamente di dimenticare una luce accesa, non c'è proprio nulla di strano. Ad ogni modo, visto che tu hai dei sospetti, quando sei tornato a casa c'era qualcosa di strano, qualcosa di diverso? No, era tutto a posto, tutto messo in ordine nei vari stipetti, era tutto via, tutto pulito. Liliana curava la casa, sistemava tutto, noi si faceva la colazione e poi quando io rientravo a casa, come quel giorno lì, ho trovato la casa a posto, i letti fatti, abbiamo l'armadio delle scarpe, degli attrezzi per pulire, dei secchi, gli specchi, un corridoio. Una persona che esce con tanti sacchi della spazzatura in mano ci sta che nella confusione del prenderli tutti possa dimenticare di spegnere la luce. Comunque, torniamo al tuo tarlo fisso. Quella telefonata delle 8:22 indubbiamente ha creato in Liliana qualcosa che comunque l'ha toccata profondamente. No, era sconvolta, si è preso tutto per andare a suicidarsi, infatti si è suicidata 20 giorni dopo, ma chi cavolo, per non dire parolacce, guarda, è meglio che sto zitto perché sennò me ne escono a nastro le parolacce. Ho detto, ma può essere che qualcuno sia venuto con le chiavi e abbia dimenticato le luci accese. Noi avevamo una vita semplice, Quindi tu dici che Liliana non aveva mai scordato una luce accesa. mai successo. Ah, mai? No. E Io tu? non Magari l'hai ricordo. dimenticata a te, no? No, perché sono uscito prima io e poi Liliana è uscita dopo di me. Secondo me Liliana era terrorizzata da quest'uomo. Mi ricordo gli ultimi giorni che eravamo in giro, non riuscivo a capire cosa Liliana, non la vedevo, non era lei. Sul momento ho pensato che stesse male, che avesse qualche brutto male, perché era proprio distrutta. Questo tizio dice che io l'ho terrorizzata e tu sei tanto idiota, tu, Lilli, da chiamare l'idiota che dopo ti deve terrorizzare? Dai, meglio che vado via, se no dopo parlo a sproposito. Non faccio le cose per andare in televisione, hai capito? Questo compreso. Parlo con te, se non c'è la telecamera meglio. E di comparire mi interessa zero. Lei ha sempre risposto a me, anzi mi ha chiamato molto più spesso lei a me che io a lei. Io gli mandavo più spesso messaggi. C'è tutta la casistica, che cavolo vuoi che ti dica? Infatti subito dopo quarto grado fa un controllo per cercare di smentire Sterpin e scopre che nelle comunicazioni intercorse tra Claudio Sterpin e Liliana 16 volte ha chiamato Liliana e solo 5 Claudio Sterpin. La traccia base che secondo me lei glielo ha detto è il fatto che combinazione proprio quella mattina scompare, che poteva essere una delle ultime. Non ha avuto nessuna recriminazione di pensiero, di questo sono assolutamente certo. Lei era convinta di quello che voleva fare, non gliel'hanno lasciato fare. Mi sento nella ragione da tutti i punti di vista. Forse Claudio avresti dovuto venire allo scoperto un po' prima con Liliana. Questo mi rodo, volevo lasciar passare il 16 dicembre che era l'anniversario della morte di mia moglie. Per iscritto anche io. Tutto parte da quella telefonata delle 8:22, secondo me. Lì è scattato qualcosa. Lì probabilmente Liliana è rimasta terrorizzata. Finalmente lei gli ha detto qualcosa che molto probabilmente era diverso da quello che Sterpin pensava. Sebastiano 16-5. Guarda, questo fa parte un po' di quello che certe amicizie, certe cose, quando hai una persona che comunque è in difficoltà, ha perso il marito, la figlia, qualcuno, anch'io chiamo degli amici così che sono in difficoltà, ma lui forse inconsciamente, forse
ha stracapito determinate cose. Poi Liliana non era tipo da parlare delle nostre cose con nessuno, neanche con i suoi parenti più stretti. La verità, secondo Claudio, è che invece tu quella mattina già sapevi tutto. Io se Liliana me l'avrebbe detto, prima non sarei uscito di casa a fare le mie cose, assolutamente. Poi io ero tranquillo. Il giorno prima eravamo andati in sauna, poi eravamo a cena dai nostri amici romeni. Il giorno ancora prima eravamo a Grado in bicicletta. Cioè, noi, la nostra vita era normale. Ligia, la moglie di Sandro Vianello, che dovevamo andare in Brasile in febbraio e io domenica sono da loro. Noi avevamo tanti amici, inutile che giriamo di qua e di là, che si parli solo di quelli e di quell'altro. Noi avevamo un sacco di amici, eravamo felici. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.